Torniamo testiamo il collegamento con il nostro Certo. ospite. Eccolo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao Carlo, intanto è un grande piacere e un onore. Mi ha tanto raccontato di te l'amico Nicola Tarantino, direttore della Sicilia Film Commission, con il quale siete stati insieme a Berlino. Tu sei già tornato dal festival? Io sono già tornato, sì, sono tornato, diciamo, durante il weekend da Berlino, sì. Raccontaci Carlo, adesso Aspetta. abbiamo solo... Sì. Dammi il tempo Scusami. di switchare il segnale e andiamo anche in FM. Volevo tuffarmi. Abbiamo testato il collegamento, questa luce 2 di secondi e facciamo sul serio. È ancora tempo di Open Day Cinema su Radio In e abbiamo un altro grande ospite da presentarvi. Sì, è in collegamento con noi Carlo Sironi, regista del film Quell'estate con Irene, in concorso nella sezione Generation della Berlinale. Benvenuto Carlo. Grazie mille, grazie a voi per ospitarmi. È da 2 settimane che penso a questa intervista, Carlo, e devo dirti, ho dovuto scomodare il direttore della Sicilia Film Commission per avere il tuo contatto, perché mi ha molto appassionato già a partire dalla clip, dal trailer, questo tuo film girato nella nostra meravigliosa terra. Prima di te abbiamo fatto un'intervista a Claudio Gioè su Macari e oggi vogliamo rituffarci in questa luce che hai voluto raccontare nel tuo film, Quell'estate con Irene. Raccontaci. Beh, in effetti eravamo poco lontani, diciamo, anche dalla troupe di Macari, perché appunto abbiamo girato il film quasi interamente ambientato a Favignana, che però è un'isola che abbiamo voluto raccontare. Prima cosa, il film è ambientato nel 97, quindi, come dire, volendo riportare alla memoria quell'estate appunto che Clara, la protagonista del film, passa insieme a Irene, che è questa appunto ragazza francese interpretata da Noé Habitat, un'attrice appunto francese molto, molto interessante, molto brava, che ha imparato l'italiano per il film. Nel momento in cui ho pensato alla loro estate insieme, a questa fuga che le portava un po' lontana dalla loro malattia, dalla loro condizione, ho subito pensato a Favignana. Quindi Favignana è stata, diciamo, una parte integrante della scrittura e abbiamo cercato di raccontarla appunto non tanto in una maniera direttamente realistica, ma come una specie di isola talmente desiderata, talmente sognata che si discostava appunto un po' anche dalla realtà. Senti Carlo, mi ha molto catturato la storia. Sono 2 ragazze diverse. Il pretesto è una gita organizzata dall'ospedale che le ha in cura, quindi 2 personalità, 2 figure tendenzialmente opposte. Assolutamente sì, avevamo proprio ragionato in questo modo, perché siamo appunto partiti da Noé, che è appunto un'attrice francese che io di cui avevo visto il primo film ed ero rimasto colpitissimo. Nel momento in cui abbiamo scritto il personaggio di Irene ho subito pensato a lei, che ha questa, diciamo, forza sia da un punto di vista proprio, come dire, di fisicità, ma anche questa enorme, ti trasmette un'enorme forza interiore, un enorme coraggio, e dall'altro appunto abbiamo trovato invece Camilla Brandenburg, che interpreta Clara, che è, diciamo, invece una ragazza che si presenta forse più spaurita, più, diciamo, intimidita dagli altri, ma che proprio sotto lo sguardo di Irene, attraverso lo sguardo di Irene, trova un pochino il coraggio per essere la ragazza che ha sempre sognato di essere. Quindi appunto si conoscono in questo campo estivo organizzato dall'ospedale, perché appunto hanno finito un percorso di cure oncologiche, ma sono ancora sotto controllo, non sono ancora considerate guarite, nonostante le terapie sono, diciamo, lontane, e insieme trovano il coraggio appunto di fuggire da questo controllo dei medici, dei genitori, questa bolla che le imprigiona, e fuggono su quest'isola appunto. Regaliamo un frammento di questo film, Eliana, ai nostri Sono molto curiosa. fedelissimi di Facebook. La clip ovviamente è visibile in diretta. Sulla pagina Facebook di Radio In, dove potrete recuperare anche alla fine della diretta. Comunque il video rimarrà lì a vostra disposizione. Per chi ha la radio accesa, per chi è sintonizzato sull'app o ci sta ascoltando attraverso il DAB, invece è tempo di musica con Onda Alta.
E Ci allora vediamo il trailer. abbiamo il trailer, Sì. guardiamolo insieme. Come ti chiami? Clara, tu? Irene. Non stancatevi troppo e ricordate sempre la crema per il sole. Da quanto hai finito la terapia? 1 anno e mezzo. Anche io. Ci faresti in vacanza con me? Sì che ci verrei. Ci hanno trovati. Chi? I maschi. Domani ci volete venire con noi in barca? Tu ci pensi mai a tutte le cose che non hai fatto? Sì, a tutte le cose che gli altri facevano io non potevo. Soprattutto di notte quando non riuscivo a dormire. Convinta che il giorno dopo mi avrebbero detto hai solo 2 mesi di vita. You're a crazy acrobat. You're the witch, I am your cat. I want to be a bit like you. I hope you don't mind. Chissà se anche io e te ci siamo già incontrate senza saperlo. Magari in un'altra vita. Non credo. Perché? Non ci sono altre vite. Ai complimenti anche del nostro regista Carlo, ma mi piace tantissimo riportare quanto scritto nella sinossi del film. Volevo realizzare un film che avesse la sostanza indefinita di un sogno ad occhi aperti e la precisione chirurgica dei ricordi più importanti. È quasi un qualcosa di etereo con questa atmosfera, Carlo. queste immagini. No, l'idea era appunto quella, perché appunto quando a volte riportiamo, come dire, alla memoria le cose che riguardano il nostro passato, la nostra adolescenza, abbiamo da un lato appunto una sensazione molto indefinita, e quando si tratta appunto di fare un film di finzione, per me era interessante farlo appunto non in maniera completamente realistica, ovviamente mantenendo appunto questa atmosfera sospesa un po' da sogno ad occhi aperti. Dall'altra ci sono alcune cose che rimangono così precise, come appunto la memoria, anche un po' la memoria fattuale, diciamo, le tracce che ci lasciamo indietro, come per esempio le riprese fatte con la Video 8 che avete visto nel trailer, fatte con quella telecamera là. Volevo insomma dare questa doppia sensazione, diciamo, queste due sensazioni insieme. Chi non ha avuto fra le mani una Video 8? Beh, dipende quanti Con le anni hai e ti cassettine rispondi da piccole. solo. Dipende quanti anni hai il tuo Sono un interlocutore nativo digitale. e ti rispondi da solo. Datemi un secondo perché dobbiamo fare il passaggio anche FM. Si riparte anche da tecnologia che porta un po' indietro nel tempo, no? Allora protagonista anche di questo film è che cosa? È la Video 8. La Video 8. Cos'è la Video 8? Chiediamolo al nostro regista che ha 20 anni cos'è la Video 8. Se n'è andato. È andato via. Capito? No, lui è Questa è la nativo reazione. digitale. Carlo. Ero io il regista, pensavo il No, regista no, del al film, nostro regista in giustamente. studio che Vabbè. giustamente è nativo digitale, non ha idea. Carlo. No, ma la Video 8 è semplicemente come dire, un tipo di qualità dell'H8 che era, diciamo, dopo il VHS, dopo le telecamere a VHS, che io non ho visto. Io ho ambientato il film, diciamo, un pochino prima nel tempo rispetto a quando io avevo 18 anni. Io avevo 18 anni nel 2001, nel 2002, e ai miei tempi esisteva già la mini V. Quando abbiamo però deciso, da subito ho sentito che era interessante appunto raccontare questo film più o meno nell'epoca in cui io avevo la loro età, perché appunto mi ricordo molto bene, mi interessa molto riportare in vita come eravamo, come ci sentivamo noi da adolescenti, ma non so niente di come sono gli adolescenti adesso, quindi come dire mi è sembrato subito giusto ambientarlo nel passato, e nel momento in cui siamo andati nel passato abbiamo trovato più interessante quel periodo di passaggio tra, diciamo, i metà anni 90 e la fine dei 2000,
E quindi, no, ai miei tempi c'era la mini TV, Sì, c'era sì. tutta un'altra tecnologia. Senti Carlo, a proposito di ricordi, poco fa guardando il trailer dicevo a Eliana che mentre immaginavi e quindi mentre stavi scrivendo il film c'è un brano dei The Cure che ti ha fatto da guida. Assolutamente, sì, sì, no, ma il film mi è effettivamente venuto in testa mentre ascoltavo quella canzone di Cure, che è To Wish Impossible Things, che è una canzone appunto di un album di Wish, un album del 92 molto molto bello, probabilmente molto famoso perché contiene Friday I'm in Love, che è uno dei forse pezzi più famosi dei Cure, tutto sommato, e invece To Wish Impossible Things è diciamo un brano un pochino più quieto, un pochino più meno, sicuramente non un singolo, ma è stato un brano che ho ascoltato tutta la vita e ha questa appunto qualità molto, ti ricorda molto l'acqua, è un brano molto, diciamo, disteso e proprio sentendolo ho incominciato a immaginare prima le due protagoniste, poi la loro condizione, poi diciamo, il luogo in cui si incontravano, la fuga e via dicendo tutto il film. Ti volevo chiedere, poco fa dicevi, ho raccontato i diciottenni più o meno del periodo in cui io avevo 18 anni. Secondo te, i diciottenni di oggi, davanti al tuo film, come potrebbero reagire? Ci sono dei punti che immagini di contatto? C'è tanta differenza in questi anni di passaggio? Credo la differenza ci sia molto. Finora abbiamo incontrato, insomma, nelle proiezioni berlinesi è stato molto interessante vedere appunto nel Q&A come nella discussione dopo le proiezioni come reagivano appunto i 18 anni e anche su, come dire, le prime recensioni di Letterboxd che ormai diventano una specie di termometro di come gli spettatori reagiscono al film e mi colpisce molto come appunto si stupiscono della possibilità che c'era al tempo di perdersi, di non venire trovati, appunto, di sparire in qualche maniera, ma allo stesso tempo anche l'impatto, quello che comunica il film, secondo me è anche un po' quello che ricordo io, avere l'impatto di una nuova terra con un luogo così assurdo e magico come può essere per esempio l'isola di Favignana, senza saperne niente precedentemente. Cioè io mi ricordo che sono arrivato, non certo nel 97, ma nel 2005, non mi ricordo, 2006 a Favignana senza saperne niente, senza aver visto una foto, senza aver, come dire, senza sapere già dove stavo andando, senza conoscere già qual era il mio itinerario, quali sarebbero stati i punti di partenza e di arrivo. Quale fotografia avresti fatto del luogo che ti avrebbe affascinato e colpito, che avresti visto con gli occhi per la prima volta e non attraverso un monitor? Esatto. Credo che anche raccontare proprio il fatto che c'è un impatto diverso nel momento in cui arriviamo su un luogo di cui non sappiamo niente, che c'è la possibilità di viverlo come se fosse appunto un altro mondo, è una cosa che colpisce molto i ragazzi di adesso e poi ha molte dinamiche, poi tutto sommato non sono così diverse invece. Ma io il fuoco di una domanda a proposito di quello che sta dicendo Carlo, se vuoi mettiamo la musica e la continuiamo per i nostri amici in diretta su Facebook. Decidono dall'altra parte del vetro di sì. È alzato musica. Sì, ascoltiamo Vi cura di te. Ovviamente ascolta chi è in radio, noi invece? Senti Carlo, io ti do la mia versione personale, quando tu dicevi non sapevo nulla di Favignana, ma il tuo inconscio secondo me è stato fortemente caratterizzato dall'amore che tuo padre ci ha messo nel raccontare questa terra attraverso la serie del commissario Montalbano. Io poi voglio ricordare, tu hai esordito giovanissimo, a 18 anni, hai fatto un corso di fotografia, poi sei stato assistente alla regia, quindi tu parti da una visione particolare che è appunto la luce, il taglio della fotografia, e quindi penso che un po' abbia influito. No, ma certo, fra l'altro era un modo per ricordare quell'immenso uomo che era tuo padre. No, ma diciamo che il visitare Alberto sul set mi ha, oltre, come dire, dato ovviamente tantissimi strumenti
per poi capire come fare questo lavoro. Sicuramente mi ha dato anche la possibilità di conoscere la Sicilia molto bene e dal di dentro. Devo dire che lui aveva già girato a Favignana, Il senso del tatto, se non sbaglio, ma io non ero andato a trovarlo, quindi non sono andato a vedere, come dire, non avevo visto Favignana là. Ovviamente invece tutta la zona del Ragusano, dove la maggior parte della serie poi è ambientata, ho avuto la fortuna di conoscerla molto bene. Senti Carlo, quando uscirà il tuo film in sala? Non sappiamo non abbiamo ancora una data precisa, preferiamo comunicarla nel momento in cui insomma abbiamo una data puntellata, e quindi magari sarebbe un piacere tornare appunto a parlarne con voi quando Carlo, ci sarà una data di uscita in Italia. Per dovere di cronaca, permettimi anche di ricordare che questo è il tuo secondo lavoro. Il primo è Sole, che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e anche a Toronto. Ha ottenuto anche una candidatura ai David Donatello e ai Nastri d'Argento e ha vinto il Discovery Prize come miglior esordio. Puoi ritenerti assolutamente soddisfatto? Sì, senza dubbio. Sole è stato un inizio molto felice, molto felice, quindi sono molto grato, e sicuramente il percorso che ha fatto anche internazionalmente ci sta aiutando a portare il film in giro per il mondo. Ora insomma speriamo appunto riuscire a portarlo il più lontano possibile. Questo. E noi ti aspettiamo a Palermo. Aspetta, però i saluti li dobbiamo fare a Rete Unificata. Aspetta un istante. Quell'estate con Irene, questo è il film che vi stiamo raccontando insieme a Carlo Sironi, con il quale siamo in collegamento, che ci ha permesso anche di mostrarvi il trailer. Abbiamo visto alcune delle immagini bellissime che ci hanno riportati un po' nella nostra Favignana, ma di qualche tempo fa. Un film che ancora non è uscito in sala, sta girando in questo momento per altre vie, quindi magari avremo l'opportunità di risentirci anche quando il grande pubblico potrà accedere alla visione di questo lavoro che ci ha incuriositi e già affascinati da queste prime immagini. Assolutamente sì, molto volentieri. Carlo, grazie di essere stato con noi in Open Day Cinema. Un ringraziamento anche a chi ci ha fatto da ponte per questo collegamento in termini di contenuti e culturali, che è appunto la Sicilia Film Commission, che ha creduto in questo progetto e lo ha sostenuto anche in termini finanziari. Ci piacerebbe molto averti più presente in questa terra, perché il tuo sguardo comunque è anche la prosecuzione di un grande, immenso papà che sicuramente ha influito tanto nella tua formazione. Questa è ricchezza, Eliana, questo è valore aggiunto. Carlo? Assolutamente sì, infatti devo ringraziare la Sicilia Film Commission per averci sostenuto sin dall'inizio. Hanno trovato sempre il progetto interessante e ci hanno aiutato molto ad andare a fondo per, come dire, cercare di raccontare Favignana nella maniera più interessante, anche un po' inaspettata. Quindi grazie mille, grazie a voi per il collegamento. Grazie Carlo Sironi per essere stato con noi in questo Open Day Cinema. A presto. E da qui andiamo all'ultima pausa di questa mattina e poi torniamo per gli ultimi minuti di Open Day, che è diventato Open Day Cinema in un'ultima ora veramente speciale.